Quando alle 13:15 del 20 maggio 1981 suona il campanello di casa Tagliercio a Mestre, nessuno immagina che degli uomini in divisa della Guardia di Finanza stiano per portare a compimento il rapimento dell'ingegner Giuseppe Tagliercio. A guidare il comando brigatista è Antonio Savasta. Il figlio Cesare in questa intervista ricorda quei terribili momenti. Io mi ricordo quando sono entrati e il sorriso che ha fatto mio padre quando ha stretto la mano al finanziere. Quello lì proprio mi è rimasto impresso e penso che non me lo leverò mai dalla testa. La prigione per l'ingegnere sarà per 46 giorni una villetta a Tarcento in provincia di Udine. Durante la prigionia sono numerosi gli appelli, i comunicati e le manifestazioni che invocano la liberazione dell'ostaggio. Anche la moglie Gabriella tentò di convincere i brigatisti. Mi rivolgo a voi e l'ansia e il dolore che vedete dipinti sul mio volto non hanno ceduto alla forza che ho dentro di continuare a chiedervi con insistenza: non arrivate ad uccidere, non ha senso. L'uccisione del prigioniero fu però stabilita fin dall'inizio. Durante la sua prigionia le Brigate Rosse non chiesero mai esplicitamente una contropartita per la sua liberazione. Alle BR però non vennero fatte offerte e solamente 20 anni dopo un dirigente della Montedison affermerà che l'allora presidente Cimberni aveva dato carta bianca in caso servisse denaro per la liberazione di Tagliercio. Fu Savasta a prendersi l'incarico di premere il grilletto. Il cadavere venne fatto ritrovare nelle vicinanze della Montedison, rinchiuso nel bagagliaio di una Fiat 128 azzurra con il corpo crivellato da 17 colpi perché ritenevano Tagliercio responsabile delle morti sul lavoro verificatesi nel corso del suo operato come direttore generale dello stabilimento. I risultati dell'autopsia rivelarono che Tagliercio non aveva mangiato negli ultimi 5 giorni e che aveva un incisivo rotto alla radice, verosimilmente a causa di maltrattamenti durante la prigionia. Negli anni di piombo la situazione di conflittualità a Porto Marghera era molto elevata. Il 29 gennaio 1980 era stato ucciso Sergio Gori, vice direttore dello stabilimento, e pochi mesi dopo, il 12 maggio, venne assassinato il commissario Alfredo Albanese che seguiva le indagini dell'omicidio Gori. La morte di Tagliercio segnò la fine della colonna veneta delle Brigate Rosse e di quel duro e triste conflitto.